Il Network Casa Clima ha organizzato recentemente interessanti incontri per sviluppare il commercio delle costruzioni ecologiche, tra cui un importante convegno a Jesolo e la visita di un cantiere per artigiani e professionisti. Vediamo il servizio. Mercoledì 27 giugno si è tenuto un incontro dedicato allo sviluppo sostenibile organizzato dal Network Casa Clima, in cui si è parlato dei nuovi materiali per costruire edifici, tra i quali principalmente il legno. I partecipanti e i fondatori della rete Casa Clima hanno ribadito l'importanza di cominciare ad abitare in modo nuovo, risparmiando sui costi ed eliminando gli sprechi delle risorse energetiche. Utilizzare quindi l'ambiente e il clima al fine di vivere meglio e di conservare il territorio. Concetti questi discussi anche il giorno dopo durante la visita al cantiere, giornata in cui è stato esposto il progetto dell'edificio in costruzione in via Calvecchia a San Donà di Piave. Casa Clima ha permesso ad artigiani e professionisti dell'edilizia di osservare con i propri occhi i vantaggi di una casa ecologica, spiegando loro precisamente gli aspetti più curiosi e rilevanti del progetto. Oggi avete organizzato un approfondimento tecnico sulle costruzioni ecosostenibili per i professionisti e gli artigiani, con una visita anche in cantiere. In cosa consiste? Ecco, dopo il corso base per artigiani che si è svolto in marzo, con Confartigianato che in realtà ha organizzato questa visita, noi come network coordiniamo un po' il tutto, abbiamo pensato di portare gli artigiani che hanno seguito il corso a vedere un cantiere. Siccome ce n'è uno vicino a dove abitano i corsisti, quindi qui a San Donà di Piave, abbiamo pensato di organizzare, d'accordo con i progettisti e con la proprietà, una visita e una spiegazione con un relatore Casa Clima, che è il geometra Mosconi, per toccare con mano un po' i materiali e un po' quello che hanno imparato durante il corso base Casa Clima. Si parla di abitare in modo nuovo. Quali sono i comfort, i vantaggi di una costruzione di una casa ecologica? Insomma, abbiamo sentito qua con i vari architetti e quant'altro le illustrazioni, prima di tutto il risparmio energetico e poi anche di comfort, proprio legato alla tipologia di costruzione che indubbiamente dà un'altra percezione rispetto al tradizionale, proprio rispetto a come si vive all'interno dell'abitazione, quindi è assolutamente un'altra cosa. Perché un cittadino dovrebbe scegliere di costruire un edificio ecosostenibile? Quali sono i maggiori vantaggi? Sicuramente la vivibilità dell'appartamento, il costo molto minore degli appartamenti tradizionali per riscaldarlo e per raffreddarlo, e sicuramente perché è un investimento futuro. Lei è una progettista di questa costruzione, ci parli un po' di questo progetto e dei materiali che avete utilizzato? Noi come studio realizziamo edifici sostenibili, questo significa creare un edificio che consumi poco nel tempo e quindi emetta poca CO2, che è l'elemento maggiore elemento di inquinamento ambientale che c'è in questo momento. Quindi il nostro obiettivo è di realizzare edifici che ben isolati in tutti i loro aspetti, quindi dai muri, dai pavimenti alle coperture, alle finestre, in modo tale che l'edificio nel tempo mantenga il calore al suo interno e non preveda dei grossi costi praticamente di combustibile nel mantenimento. Utilizziamo l'energia solare, ossia tutto l'apporto gratuito che il sole ci dà, quindi abbiamo fatto delle grandi aperture a sud, delle grandi vetrate che nel periodo invernale portano il calore gratuito del sole all'interno dell'ambiente, e d'inverno praticamente dei fori piccoli a nord, che quindi è l'elemento di dispersione perché non batte mai il sole ovviamente nella zona nord. Questo sistema integrato di progettazione va a definire poi ogni singolo aspetto strutturale dell'edificio, viene analizzato, verificato a livello progettuale e poi anche con le imprese, in modo tale che non ci siano sorprese durante le fasi costruttive e che i materiali vengano scelti per le loro caratteristiche proprio in una fase preventiva.